La neve c'è, come potete vedere, il freddo c'è, come possiamo sentire, e tutto è pronto per la stagione sciistica anche nell'altopiano dei Sette Comuni. Qui alle Melette la situazione è perfetta per l'inizio di un'annata, di una stagione che deve segnare la ripresa di tutto l'altopiano. Noi ci stiamo attrezzando, ci stiamo preparando già per l'8 di dicembre per una apertura in grande stile, con la speranza appunto che questo sport che si fa all'aperto, e lo diciamo ancora una volta, all'aperto senza alcun rischio, veda una propria luce e non ancora una volta una chiusura totale. I turisti si sono fatti vivi assieme ai primi fiocchi e le aspettative per i prossimi giorni sono davvero importanti in altopiano. L'affluenza che ci aspettiamo sicuramente è importante perché l'abbiamo già vista in questi ultimi weekend sull'altopiano. Con la neve poi che è arrivata, che si è fatta vedere, questa Dama Bianca ha sicuramente attirato ancora una volta molti turisti, soprattutto vicentini e veneti. Quindi ci aspettiamo veramente un afflusso importante, un afflusso che però, ripeto, deve avere la consapevolezza e la responsabilità di rispettare le norme anti-Covid, di indossare la mascherina per poter far sì che poi possiamo godere dell'inverno a Gaglio, sull'altopiano, e quindi poter gioire e ritornare a vivere un po' più normalmente. Resta il timore che tutto ciò possa sciogliersi come neve al sole di fronte a un improvviso inasprimento delle norme per contenere l'emergenza. Non rivedere le sorprese dell'anno scorso e di rivivere le sorprese in senso negativo chiaramente dell'anno scorso, dove purtroppo i nostri impianti di risalita e lo sci da fondo e lo sci alpino in qualche modo sono stati privati a tutti i nostri turisti e non solo a loro ma anche ai nostri concittadini.